Ospedali a pieno regime, ripartite le visite sospese, l'ULSS 1 deve recuperare 2700 prestazioni, calano i contagi, aree Covid verso la rimodulazione, la campagna vaccinale che fa gli straordinari, sedute anche il 1° maggio e chiamata per i settantenni. Allora, oggi cominciamo così, cominciamo con questo titolo del Corriere delle Alpi, di apertura del Corriere delle Alpi, la nostra rassegna stampa di Radio Piave in blu di mercoledì 28 aprile. Luigi Guglielmi, giornalista dell'Amico del Popolo, che vi guida nella lettura dei principali temi di oggi. Torniamo al nostro titolone di apertura del Corriere delle Alpi per leggere il lancio di questa notizia e capire qualcosa di più. La conferenza stampa che c'è stata ieri in mattinata ha chiarito il quadro di una situazione che in questo momento, per quanto riguarda l'epidemia, la pandemia, è più tranquilla e consente, appunto, la notizia molto importante di far ripartire le visite sospese. Calano i contagi, il quadro epidemiologico in provincia non è preoccupante, dice la direttrice generale dell'ULSS 1. La guardia deve restare alta, ma gli ospedali hanno potuto riprendere le visite sospese, sono da recuperare 2700 prestazioni e ora che i vaccini ci sono, la campagna vaccinale può trottare senza sosta. Appuntamenti ai drive-in anche il 1° maggio, non si vuole perdere tempo, si vuole sfruttare ogni occasione possibile. Su questi temi, sul tema del coronavirus e sulle buone notizie che riguardano la pandemia in questo momento, c'è anche l'apertura del Gazzettino. Salto alla prima pagina del Gazzettino di Belluno per farvi vedere, poi andiamo più con ordine, qual è il titolone di apertura. In alto: già vaccinato un bellunese su 4, uno ogni 4 ha già ricevuto il vaccino. Le percentuali di anziani e fragili sono tra le migliori della regione, il 12% è già completamente immunizzato, cioè ha fatto tutte e due le dosi, il 12%. I contagi infatti crollano. In dicembre Belluno, la provincia, era la peggiore d'Italia, ora la provincia è terza e a cifre quasi da zona bianca. Seguiteci a questo proposito sull'Amico del Popolo, perché voi sapete che noi diamo ogni giorno verso l'ora di pranzo un grafico aggiornato con la situazione dell'incidenza, cioè su come stanno procedendo i contagi, e ieri, anche se non abbiamo pubblicato il grafico perché lo calcoliamo ogni giorno, ma se non ci sono grosse novità non ve lo proponiamo, i segni erano veramente di un miglioramento che potrebbe portarci presto a dati positivi e incoraggianti. Però sempre con l'avvertenza, ieri l'ha ribadito la direttrice generale dell'ULSS, che dobbiamo stare estremamente attenti perché ci mette un attimo a ripartire questo contagio. Se vogliamo lavorare, se vogliamo vivere con gli altri, se vogliamo di nuovo ricominciare a socializzare, dobbiamo veramente fare uno sforzo in più di responsabilità. Vi leggo il lancio in prima sul Gazzettino, allora, su questo tema: 25%. È questa la percentuale di prime dosi già effettuate sull'intera platea vaccinale in provincia di Belluno. Dalla totalità vanno esclusi i bambini da 0 a 16 anni, quindi quando si dice il 16%, scusate, 25%, non 25% dei 200.000 che siamo, il 25% della popolazione bellunese vaccinabile, perché 0-16 non lo è, ricordiamo, per ora. Verranno vaccinabili anche loro. Il 12% dei bellunesi ha già completato il ciclo di immunizzazione, numeri che collocano la provincia di Belluno ai vertici regionali per somministrazioni. Buone notizie in queste ore arrivano anche dai bollettini sanitari del contagio. Belluno lascia la maglia nera e veste i panni della prima della classe, prima in Veneto e terza in Italia. Ogni 100.000 abitanti si è scesi a 62 casi alla settimana. Ecco, su questi dati, vedete, il Gazzettino e il Corriere, tutte e due aprono con due notizie diverse, scelgono un tema diverso, sempre sul Covid, sempre in riferimento alla conferenza stampa di ieri, cioè il Corriere sul fatto che sono ripartite le visite in ospedale e il Gazzettino sul fatto che è vaccinato un bellunese su 4. Bene, ieri noi, per dirvi come poi i giornalisti scelgono, sono costretti a scegliere e è opportuno che anche voi, così che tutti noi, diamo un'occhiata ai giornali diversi. Noi dell'Amico del Popolo ieri, quando abbiamo dato questa notizia ancora sul web www.amicodelpopolo.it, abbiamo scelto un'altra chiave di lettura, un'altra puntualizzazione su quello che ieri ci ha detto la direttrice generale, cioè il fatto che oggi sono disponibili 300 posti
per i 70-79 anni. L'agenda ieri aveva questo buco, era possibile prenotare, credo sia anche oggi possibile. Chi ha tra i 70 e i 79 anni sappia che oggi ci sono 300 dosi di vaccino disponibili che l'ULSS desidera far fuori, perché ci sono ed è giusto usare più possibile il vaccino che c'è. Va bene. Allora, tornando al Corriere delle Alpi, in prima pagina, sotto il titolo, ieri abbiamo dedicato un po' la copertina a questa persona, a questo Vicentino, che è vescovo in Sud Sudan, che ieri è stato oggetto di un attentato, gli hanno sparato alle gambe, eppure lui dice: tornerò tra la mia gente. Parla il neo-vescovo veneto, ferito alle gambe in Sud Sudan. Di fianco al titolo sull'ospedale c'è la fotografia del nuovo prefetto di Belluno, che ieri ha incontrato i giornalisti, gli occhi del prefetto su Olimpiadi e crisi industriali, l'articolo poi di Alessia Forzina, pagina 17. Stiamo sulla destra della pagina, vi faccio vedere gli altri titoli. Feltre, i manager della Hydro, Hydro penso si dica, emissioni 1000 volte sotto il limite, emissioni 1000 volte sotto i limiti di legge, i manager sui dati del monitoraggio, la fabbrica non inquina. Sapete che c'è un'avvertenza con i sindacati sul grande stabilimento di produzione di alluminio che c'è a Feltre. Erano stati fatti degli accordi in base ai quali il comune avrebbe eseguito costantemente, avrebbe pagato l'esecuzione da parte di ARPAV dei monitoraggi, poi questa ipotesi sembra svanita nella sua ciclicità e adesso insomma si vede un po' insomma come mandare avanti la faccenda. Fatto sta che l'esame insomma sembra molto positivo, perché sembra che l'azienda non emetta fumi nell'aria che non emetta insomma elementi nell'aria che siano dannosi per la salute. Quero Vas, nuovo autovelox sulla Feltrina, siamo avvisati. A Santa Maria c'è il limite di 90 installato a Santa Maria di Quero lungo la regionale 348 Feltrina, l'autovelox che entrerà in funzione nel mese di maggio. Per ora vedete lo scatolotto, ma non è ancora attivato. L'allerta, la frana di valle, e avrete intravisto che è la foto di copertina del Gazzettino, ve la mostro qui, eccola. La frana di valle, dice il Corriere delle Alpi, lambisce Costa è la borgata di valle. Esami geologici sulla frazione. Il Consiglio Comunale di Valle ha approvato uno stanziamento da 15.000 euro per finanziare un sondaggio sulla roccia, perché in realtà c'è tutta la collina, non solo il luogo dove c'è la chiesa, che rischia di venire giù. E la foto di copertina del Gazzettino, scusate, oggi salto da un giornale all'altro, ma è per restare sullo stesso argomento, la foto che sto mostrando in questo momento, e a voi amici della radio raccomando, se avete tempo, se avete voglia di andare a vedervi poi questa rassegna su Facebook e su YouTube per vedere le immagini che vi racconto, e poi magari se voi che ci seguite, io lo dico sempre, avete voglia di metterci un like o una condivisione, ci aiutate a far conoscere questa nostra rassegna. Ecco, vedete la foto che c'è sul Gazzettino è estremamente chiara e significativa, è dall'alto e mostra che lo zoccolo su cui poggia la chiesa, vedete questo zoccolo sopraelevato rispetto al paese, in realtà noi di solito siamo abituati a vedere le fotografie che ci mostrano il franamento di fianco alla parete di destra della navata centrale della chiesa, no? In realtà si vede bene che lo smottamento, da questa foto si vede bene che lo smottamento è ben più ampio, è tutto il colle che frana, e guardate anche i segni del franamento, del dilavamento, che arrivano molto distanti dalla chiesa. Sta venendo giù veramente tutto quanto. Di fianco appunto c'è la borgata, ci sono le borgate del paese, c'è la borgata di Costa, e la situazione, insomma, dice il Gazzettino, è gravissima, riportando le parole del sindaco. Nuova chiesa, è il titolo del Gazzettino, deciderà il vescovo. Il sindaco di Valle Hofer ha parlato di situazione grave rispondendo alle richieste di chiarimenti della minoranza. Sotto i riflettori la chiesa in bilico su un dirupo, una chiesa nuova, la decisione spetta al vescovo, ha detto la Hofer. Allora, tornando alla prima del Corriere delle Alpi, perché vorrei darvi un panorama completo dei titoli che sono su questa pagina.
aspettatevi una sorpresa nel taglio basso, adesso ci arriviamo. La rabbia di Flor dopo il fuori onda, adesso basta, chi sbaglia paga. Report e scontro con Crisanti dopo la puntata di report di lunedì sulle presunte carenze della sanità veneta in pandemia. Flor Sbotta, che è il direttore della sanità veneta, ieri ha fatto una conferenza stampa proprio per parlare con i giornalisti di quello che era successo nella puntata. Ora, sono saltate fuori cose in quella puntata veramente grosse. È vero che sono state anche ottenute con un metodo da parte del giornalista, diciamo così, non del tutto corretto, insomma, perché il direttore della sanità veneta si è lasciato andare ad affermazioni confidenziali che sono state registrate e trasmesse perché la telecamera era stata lasciata aperta. Ecco, onestamente, insomma, le nostre regole giornalistiche ci direbbero di operare in modo piuttosto diverso. Ecco. Dunque, c'è un commento qui, bisognerebbe seguire questo tema, ma non ne abbiamo il tempo. L'India, simbolo dell'ottusità sulla pandemia, i fuochi delle pire, il fumo che sale verso il cielo, immagini spettrali, quelli che vengono dall'India travolta dalla pandemia. Ieri c'era un articolo drammatico e estremamente interessante sul Corriere della Sera su questo argomento, perché spiegava come noi tutti siamo coinvolti da quello che succede nell'India, non solo perché per solidarietà umana dovremmo essere vicini a quella popolazione dove il numero di morti in assoluto è molto elevato, anche se in proporzione è meno. La letalità che si sta verificando in India è inferiore rispetto a quella che si è verificata in Italia, per esempio, però il numero assoluto è elevatissimo e non ce la fanno le strutture dell'India, non ce la fanno a reggere questo carico di malati e di morti. Manca l'ossigeno, bruciano i morti nei parchi, una cosa incredibile. Ma interessa anche noi direttamente perché questa situazione di malgoverno dell'epidemia, i numeri occultati, rendono problematica la tenuta in generale di quel paese, dove tra l'altro si produce la maggior parte dei vaccini, tutti i tipi di vaccini di cui ci serviamo noi europei, compresi quelli contro il Covid, compresi i vaccini che stiamo distribuendo in questi giorni. Quindi il fatto di avere un paese così grande, così importante, con sarà un quinto della popolazione mondiale, che soffre così tanto, non solo diventa un serbatoio per le nuove varianti del virus, ma la sua economia, la sua struttura diventa, se vacilla, diventa un pericolo per noi occidentali. Quindi siamo chiamati a solidarietà, ma ci conviene anche, questo bruttissimo ragionamento da fare che però ci conviene fare. Allora, salto perché stiamo vedendo la prima pagina, anche se sono argomenti che meriterebbero tutti uno spazio ben più ampio di approfondimento. La foto di prima del Corriere, vedete questa galleria, due e-bike affacciate sul baratro, foto panoramica suggestiva, e-bike sulle Dolomiti, in rete, i tracciati meno noti, girovagando in e-bike nelle Dolomiti, un gruppo Facebook e una pagina Instagram dedicati agli amanti di questa disciplina, tutta nuova, che permette a chiunque di godere delle bellezze del paesaggio anche sui terreni più impervi e accidentati. Raccontiamo con fotografie e immagini girate con i droni percorsi lontani dai giri turistici più noti. Siamo partiti dalla Gordino, ma abbiamo già creato tanti altri post dedicati alla Valbelluna e allo Zoldano, che è sempre brutto dire Zoldano perché si dice Zoldo, ma vabbè, questo è un appunto che non c'entra con la notizia. Ruffini, pagina 22, che approfondisce. Allora, taglio basso che vi dicevo, insomma la cosa è interessante perché parliamo di ACC, ricorderete la contesa con i giapponesi che ha riguardato un po' il futuro dello stabilimento austriaco che fa lo stesso lavoro di ACC, che una volta era una costola dell'ACC su cui hanno messo le mani i giapponesi. I bellunesi ritengono che questa operazione sia stata troppo agevolata dall'Europa. Adesso la notizia è questa: il colosso Nidec, cioè questi giapponesi, sono interessati allo stabilimento dell'ACC. L'ACC interessa alla Nidec, dice l'articolo di Francesco Dalmassa. ACC, ricordiamo, MEL, ricordiamo 290 lavoratori che rischiano di perdere il posto.
L'acquisizione dello stabilimento zumellese è al momento in valutazione da parte del colosso giapponese della componentistica per l'elettrodomestico, motori e compressori, cioè quello che fa la CC, con quartier generale per l'area EMEA a Pordenone e l'altro, dopo aver rilevato Embraco, Torino, in Brasile. A rivelarlo è stato ieri Walter Taranzano, il CEO, l'amministratore delegato di Nidec Global Appliances. Taranzano, che di ACC fu amministratore delegato negli anni in cui la multinazionale pordenonese venne costituita con l'obiettivo di rilevare la componentistica da Electrolux Components Companies, lo ha spiegato nel corso dell'evento in streaming di Top 500 Pordenone. La cosa è estremamente interessante anche perché appunto parliamo di una persona, questo amministratore delegato, che conosce benissimo lo stabilimento di Borgo Valbelluna, di Mel, quindi insomma la cosa andrà senz'altro seguita. Vedremo se l'articolo di Francesco Dalmas, che sempre è spostato anche sulle cose che succedono in Friuli, di fatto svela la possibilità di apertura di scenari nuovi su questa vicenda. Adesso io vi propongo una sfogliata veloce del Corriere delle Alpi nelle pagine di carattere nazionale, che non commentiamo perché come al solito questa rassegna cerca di restare sui temi bellunesi e veneti. C'è questo titolo generale sull'Italia che comunque merita, anche scorrendo veloce, una lettura: contagi ancora giù, gli ospedali respirano, questo a livello nazionale, ma in attesa delle nuove forniture le regioni frenano i vaccini, tasso di positività sceso al 3,4%, ai minimi dal 15 gennaio. Possiamo anche rivelare che l'incidenza di Belluno, appunto di poco sopra 60, non si vedeva da ottobre-novembre dell'anno scorso, quindi in questo momento Belluno sta veramente molto meglio di quanto fosse poco tempo fa. La bufera sui test rapidi e sugli asintomatici. Flor, ora basta, chi sbaglia paga. Il DG, il direttore generale della sanità regionale, interviene sull'inchiesta proposta dal programma TV Report. Crisanti ha dato informazioni parziali, un fatto grave, lo studio non c'è. E ancora si parla di questo benedetto studio su cui Flor poi nel fuori onda appunto ha detto delle cose che forse avrebbe dovuto essere più prudente, perché è logico che poi si sarebbe scatenato un putiferio mediatico. Chi vuol saperne di più, pagina 6 del Corriere delle Alpi, ma come abbiamo visto è addirittura nell'apertura nazionale no, non l'abbiamo visto, è nell'apertura nazionale sul Gazzettino. Ve lo mostro subito, permettetemi di andare alla prima del Gazzettino, eccola qua, vedete che il titolone sul Gazzettino è proprio su questo: Veneto, tamponi e veleni. Con questo si apre la prima pagina del nazionale del Gazzettino. Report rilancia le accuse di Crisanti alla regione e le critiche sui test rapidi. Zaia, noi siamo trasparenti, il DG Flor, ecco le carte, nessun insabbiamento, è una vergogna, e demolisce lo studio del professore. Ecco, c'è questa contesa che sembra una partita che riguarda solo Crisanti e la regione, in realtà riguarda i moltissimi morti che il Veneto ha avuto nella seconda ondata, dopo un cambio strategico che forse non è stata la migliore idea, insomma, al di là di Crisanti o non Crisanti, no? Sarà da approfondire. Zaia, non sono io a fare le scelte tecniche. Per respingere le accuse, ecco Russo e Ricci, tensione al punto stampa. Il governatore e il capo della prevenzione ribattono alle critiche e rivendicano trasparenza, con Zaia che appunto si smarca e dice: attenzione, non sono mica io che faccio le scelte tecniche. Questo potrebbe preludere anche a scenari nuovi in questa vicenda, no? Vabbè, andiamo avanti a vedere le altre notizie, sempre appunto puntando su Belluno e sul Veneto. Come vi dicevo, arriviamo a pagina 10 con l'articolo riferito alla conferenza stampa di ieri: vaccini anche il 1° maggio, ripartono le visite sospese, come avevamo detto, e la raccomandazione però della direttrice generale dell'ULSS Carraro: torniamo a vederci ma senza abbassare la guardia. Eccolo qui il titolone. Le raccomandazioni del direttore generale dell'ULSS Dolomiti: il virus circola ancora, mai dimenticare tutte le precauzioni. Quindi stiamo andando un po' meglio, ma dobbiamo stare attenti a non rovinare tutto. Questo è il senso. Un muro di neve ma il Chigiato riapre, è zona gialla anche in quota, si parla di rifugi, e per fortuna ricominciamo a parlare anche di rifugi. Noi adesso abbiamo incrociato la pagina 14 con la vicenda del vescovo
gambizzato purtroppo del Sud Sudan, e arriviamo a notizie che riguardano anche noi, per esempio questa di pagina 16: a Scopiave, mossa in Lombardia, ha piazzato un uomo nel CDA ACSM, la multi-utility trevigiana, bene, che fa parte appunto di quella galassia in cui c'entrano anche le strutture nate dal consorzio BIM, tanto per capirci, insomma, quindi ci interessa vedere cosa succede a Scopiave, a Scotrade, tutta quella galassia lì. Belluno, subito al lavoro sulle crisi aziendali, attenzione massima sulle Olimpiadi, e questa è l'apertura della pagina di Belluno. La voce è quella del nuovo prefetto Mariano Savastano, che ha sulla scrivania i dossier delle industrie in difficoltà, e sui giochi non c'è spazio per il malaffare. Questo è un'affermazione importante, perché ci serve assolutamente un'attenzione altissima sulla possibilità di infiltrazioni mafiose della delinquenza per gli appalti dei lavori che si annunciano molto molto rilevanti. Avanti su queste pagine: brucia ramaglie nel bosco accanto al santuario, un uomo va verso il processo, e qui stiamo parlando del Nevegal. Avanti ancora. Volevo mostrarvi le altre parti della provincia di Belluno. Feltre, le diossine sono 1000 volte sotto il limite, si può affermare che Hydro non inquina, l'azienda presenta i dati del monitoraggio valutati nella conferenza dei servizi con le conclusioni di ARPAV e provincia. Questo sarebbe un dato veramente importante, perché lo stabilimento è praticamente ai margini della città e da sempre costituisce una preoccupazione per gli abitanti. Però d'altra parte la possibilità di vedere anche aumentare i volumi produttivi significa mantenimento dei posti di lavoro. Insomma, sono vicende importanti e complesse. Volevo leggervi solo questo veloce riassunto delle tappe, che è veramente un attimo per capire cosa stiamo parlando. 2017, 4 anni fa. È l'anno in cui Hydro chiede di poter aumentare la propria produzione giornaliera, vi dicevo, da 160 a 250 tonnellate al giorno, quindi un aumento veramente massiccio, ma vuol dire che lavoro ne hanno, lavoro ce n'è. La via, tra virgolette, la modifica viene sottoposta al procedimento di valutazione di impatto ambientale. 2019 viene rilasciato il parere di compatibilità ambientale con 7 prescrizioni da parte della Commissione VIA. 2 anni ci sono voluti, vedete come siamo in Italia, 2 anni. Prescrizione aggiuntiva: in conferenza dei servizi il Comune impone anche il campionamento in continuo di diossine e benzo a Pirene, quello che vi dicevo prima in apertura, no? Che il Comune si sarebbe fatto carico del monitoraggio continuo sulle emissioni. Marzo 2021, siamo adesso, dopo un anno di monitoraggi, ARPA, Provincia e ULS danno il via libera al nuovo impianto. Resta contrario solo il Comune di Feltre. Non è vero, perché sono contrari anche è contraria anche la CGIL, che in una nota recente aveva espresso proprio i dubbi sul fatto che fosse stato tolto dall'accordo, insomma, diciamo, il discorso del monitoraggio in continuo, perché sono situazioni così potenzialmente gravi che il Comune di Feltre e il sindacato preferirebbero che comunque si desse un'occhiata in continuo a come vanno i dati. Altri 55.000 euro in buoni spesa per le famiglie in crisi. L'azienda feltrina dei servizi alla persona, Feltre ancora, il nuovo autovelox sulla regionale e a Cesio Maggiore, arrestato in Romania l'uomo latitante della banda delle bici. Andiamo avanti: gli occhi della Nidec sullo stabilimento ACC, passiamo in Valbelluna, l'articolo è qui, pagina 27, non vi dico nulla di più su questo. Ripartono le visite alla diga, ci spostiamo in su. Alleghe, bambini mobilitati per la biblioteca, la comunità voterà il logo preferito. Sono 27 i lavori dei ragazzi di seconda media. In Lizza gli scolari sono stati guidati dall'ex alunno Luca De Biasio e siamo a pagina 29 del Corriere delle Alpi. Cortina, sondaggio sotto la frana. La sezione si chiama Cortina, ormai abbiamo scavalcato il Cadore e compreso tutta questa parte nord della provincia sotto la località più importante di fatto, che è Cortina. Ma si parla di Valle di Cadore. Sondaggio sotto la frana: il dissesto lambisce Costa, il consiglio comunale stanzia 15.000 euro per lo studio geologico della roccia, il sindaco Offer interessato l'abitato, ma nessun allarme, interverrà la provincia. Calalzo, il comune azzera la Tari a imprese e negozi in crisi per la pandemia. Sentieri pieni di rami travolti dalle nevicate, le sezioni del CAI chiedono una mano, e parliamo di Lorenzago, Vigo e Lozzo.
marzo e poi si arriva alle pagine di cultura. Sul Gazzettino vi salto le pagine di carattere nazionale e torniamo a vedere che cosa c'è sulla prima pagina di Belluno, ma una parte dei titoli già ve li avevo letti e mostrati prima. Eccoci qui, siamo tornati su Belluno, già vaccinato un bellunese su 4, dicevamo la foto incredibile della frana di valle. In tribunale 2 udienze rinviate per Covid, morto nel canale, l'amico lo seguiva ma sono scivolato. Questa è una vicenda che viene dai tribunali. Un bellunese insieme alla vittima mi aveva portato via il telefonino. Tragedia a Susegana in provincia di Treviso, un 32enne è stato trovato in un sifone della canaletta dopo un giorno di ricerca. Secondo quanto è stato ricostruito, l'ultimo a vederlo sarebbe stato un suo amico bellunese residente in Cadore che con lui aveva passato una serata a base di alcol. Lo stavo seguendo ma non l'ho visto cadere. Ecco, queste sono cose di una rilevanza pazzesca. Borgo Valbelluna, processo lumaca allo stalker, era terrorizzata. L'indagine, educazione, Belluno la peggiore del Veneto, pochi asili, scuole vecchie e difficile accesso alla banda larga ultra veloce. Specialmente con l'anno di pandemia questo ha fatto la differenza in negativo. Il turismo, prenotazioni ancora ferme, speriamo ci aiuti il Giro d'Italia, no? E poi il lancio del nuovo prefetto sul nuovo prefetto contro i furbetti e accanto agli operai. Borgo Valbelluna, ACC, il sindaco convoca una riunione preoccupato per le tensioni sociali. I licenziamenti dell'ex Embraco, che dovrebbe fondersi con ACC in Italcomp, inducono il sindaco Cesa a convocare d'urgenza il consiglio di sorveglianza socio-istituzionale. Sono molto preoccupato, dice il sindaco, per le tensioni sociali, riferendosi alle due grandi crisi, la CC e l'Ideal Standard, che stanno minacciando il suo territorio. E ricordiamoci che con la crisi di queste due aziende stiamo parlando di 1 migliaio di posti di lavoro a rischio in un comune piccolo, tutto sommato, come Borgo Valbelluna. Quindi insomma noi incrociamo le dita e auguriamo a chi se ne sta occupando veramente di poter ottenere dei traguardi sicuri, perché sono vicende, quella dell'Ideal partita recentemente, quella della CC che dura ormai da anni, che meriterebbero una soluzione definitiva e positiva davvero. Allora io vi auguro una buona giornata, vi auguro di stare bene, vi auguro anche di trovare serenità, guardiamo avanti, stiamo attenti perché i dati sulla pandemia sono buoni in provincia di Belluno, ma adesso dobbiamo difenderli. Ciao a tutti, buona giornata.